Sì, la cooperazione tra Stato e Regione, ma deve essere una cooperazione virtuosa. Lo Stato deve avere una capacità di pianificare e di programmare molto superiore a quella che ha dimostrato facendosi trovare impreparato nella crisi. È vero che si dice l'Italia ha gestito bene. Ha gestito bene perché ha fatto un lockdown incredibile, ma il lockdown è tenere la gente prigioniera in casa, è stato fermare l'economia, fermare le scuole. Abbiamo salvato molte vite umane, certamente, ma a quale prezzo? Lo sapremo probabilmente in autunno per quanto riguarda molte aziende che chiuderanno la disoccupazione, lo sapremo fra qualche anno alle ricadute anche sul piano formativo dei nostri ragazzi. Quindi non ci si può più permettere questo, quindi va rafforzata la sanità, in particolare la prevenzione, vanno riaperte le scuole, va monitorato attentamente la situazione con la prevenzione a partire dal territorio, con formazione per esempio dei docenti, anche delle famiglie e degli stessi ragazzi, in modo che, non potendo tamponare tutti, laddove c'è un focolaio venga immediatamente individuato e circoscritto. Questo si deve fare, non fermare la scuola per tutti, ma eventualmente chiudere le scuole dove si crea il problema, sanificare e ripartire. Dobbiamo conviverci, sperando che il vaccino arrivi quanto prima.